Mi sono contro i delinquenti, contro i ladri, contro tutti, per Dio. Mi una vita intera che abusi e soprusi sopra di me. Sono stanco. Io sto con Sandro Magro, semplice e diretto il messaggio di sostegno dei cittadini all'imprenditore di Faedio d'Erzo che la sera del 2 marzo ha esploso in aria alcuni colpi di fucile per mettere in fuga i ladri e che ora per questo rischia l'incriminazione. A sostenerlo amici e concittadini che dalle parole sono passati ai fatti e hanno dato il via a una petizione in suo favore destinata al pubblico ministero, già oltre il migliaio le firme raccolte. Si tratta di supportare l'amico Sandro Magro e soltanto stamattina, improvvisandoci qui con un gruppo di amici, abbiamo raccolto più di 500 firme. Abbiamo già raccolto a Faè l'altra sera, quindi nella frazione, e domani contiamo nel maggiore afflusso in Piazza Grande ad Oderzo. La gente ci supporta moltissimo, incoraggia Sandro in tutto e per tutto. Lui, Sandro Magro, assiste da vicino al lento e costante afflusso di persone che si accostano al banchetto. Dopo il clamore suscitato dal suo caso non vuole rilasciare interviste, ma confida di essere contento dell'appoggio della gente comune. L'ho firmato perché ritengo giusto e opportuno che sia così, e qua in Italia purtroppo siamo messi un po' male con queste cose. Perché se fosse stato di lui, perché vorrei sparare altezza uomo, no per aria. Ma non è giusto sicuramente sparare, però ci dobbiamo difendere in qualche maniera. Se nessuno lo fa, lo faremo noi da noi.